Oggi siamo qui per parlare delle nostre esperienze di volontariato e di impegno nel sociale che la scuola ci ha permesso di realizzare. All'inizio dell'anno sono state chiamate diverse associazioni di volontariato che si sono presentate a noi, ognuno di noi che ha partecipato ha scelto quella in cui riteneva di poter dare il meglio di se stesso. Abbiamo lavorato, abbiamo fatto diversi incontri anche di formazione, quindi è stato un percorso molto lungo e oggi siamo qui per far vedere quello che abbiamo fatto. Abbiamo realizzato dei prodotti multimediali che verranno rappresentati e per ricevere anche gli attestati, come per ricevere gli attestati per i crediti. Siamo molto felici di tutto questo perché ci siamo impegnati veramente molto, abbiamo deciso di dare noi stessi per gli altri e siamo stati molto felici perché abbiamo ricevuto molto in cambio anche da queste persone che abbiamo aiutato, anche per il nostro futuro, per capire magari quello che può piacerci di più da fare dopo, poi anche la voglia di impegnarsi per gli altri e fare veramente qualcosa di concreto e di utile per la società. Da più di 10 anni siamo attivi con le scuole per mettere insieme le associazioni di volontariato e le scuole. È un terreno che interessa molto alle associazioni, quello dei giovani che si vogliono mettere a disposizione e mettere alla prova in esperienze di volontariato. Come centro di servizi a fianco delle associazioni lavoriamo su due fronti, sia quello associativo, quindi coordinando progetti di rete con le associazioni in modo da fare proposte organiche a più voci e di qualità alle scuole, e sull'altro versante che è quello degli studenti, ed è quello per cui siamo qui adesso dopo aver lavorato durante l'anno scolastico con momenti formativi per preparare gli studenti alle esperienze di volontariato.